su Ultra Network canale YouTube. I ragazzi intanto stanno cominciando ad entrare, hanno fatto il riscaldamento. Ringraziamo tutti i nostri sponsor, ringraziamo tutte le persone qui presenti. Mi dispiace per la pioggia, poi il gelato è intrecciato da un attimo dall'altro, ma non siamo riusciti a fare niente. Passiamo a cambiare a parte c'è primo acqua con le birre, le piadine, bibite varie. Buonasera a tutti dallo stadio La Marcona. Siamo qui per il torneo in memoria di Luca Pavarin. Oggi la partita sarà con l'Union Cus il Casale di Scodosia e piove, c'è freddo e come sempre vediamo il girone A e il girone B in cui è suddiviso il torneo. Girone A abbiamo Borgo Veneto, l'Union Cus e l'Union River. Nel girone B troviamo Iolanda Volley 2016, DS Duomo e 10 Martiri. I ragazzi stanno per entrare in campo, andiamo semplicemente a vedere brevemente oggi. Le partite di oggi sono appunto alle 18:30 Union River contro l'Union Cus e alle 20 Iolanda Volley contro i 10 Martiri, mentre venerdì giocheranno i 10 Martiri contro il Duomo e l'Union Cus contro il Borgo Veneto. La terza giornata sarà lunedì 6 maggio, 18:30 Borgo Veneto Union River e alle 20 Duomo Iolanda. La finale sarà il 10 maggio. C'è freddissimo. Oggi avremo anche la speaker della società che ci delizierà con la musica e con qualche parola. Con noi oggi giocherà anche Lorenzo Pavarin in onore di Luca Pavarin, suo zio. Chiaramente sempre vicino a me c'è Dorina. Buonasera a tutti. Un po' malandata. Molto malandata, molto malandata. Ma iniziano prima? A meno che non deve fare tutta la presentazione. Ah no, sono 27. E ora ci sarà la presentazione della squadra. Sì, forza Union che va bene sia per una squadra che per l'altra. Abbiamo l'arbitro che ci ha arbitrato a Cavarzari. Che c'è? Arbitrato a Cavarzari. Vedi, l'ha tenuta arancione. Mierda! So che era arancione. Cinzia, la mierda! Molte volte veramente una divisa che si mierda! La mierda! Mierda! Io non mi chiedo dov'è, eccola là. Bisogna a casa ho deciso le bocche affamate di casa mia, adesso iniziano quando vedi che sono stata a casa. Madonna. Fai conto che noi oggi a pranzo abbiamo sto riso col burro e il formaggio grana perché nessuno di noi aveva voglia di mangiare niente. Ecco. Leonardo, 3, Visentin Edoardo, 4, Diamante Matteo, 5, Leonardo Tommaso, 6, Viviano Gatto, 7, Stivellato Lorenzo, 8, Avens Yassin, 9, Solima Riccardo, 10, Borellesi, 11, Calic Raul, 13, Muraro Francesco, 14, Brian Ciao. 16,
caso. Forse riparte. 9 Lavini Alessio, 10 Viaggio. 11 Giappi Filippo, 12 Mancini Luca, 13 Poli Luca, 14 Maghini Riccardo, 15 Saviano Nicolò, 16 Pilas Simone, 17 Radolovic Franklin, 18 Wendo Peter, 19 Ure Clifford. Un applauso ai nostri ragazzi. Bravo! Venite vicino a me. Dai! Fallo andare dentro, Simo. Fallo andare dentro. Ad avanti. Oddio. Solo Erika qua in Erika. Allora Due si tempi sta da giocando 35. centrale. Sì, perché me l'aveva detto. Questa è Che Lorenzo. bello che gioca con noi. Dai, gioca in mezzo, centrale eccola. vicino a gol. Aspetta. Infatti che in realtà mi hanno detto mediano. Vai Alessio, è iniziata la partita. Io non pensavo. Sì, sì. E domani gioco con l'Ariano. Bravo! Porca miseria che se lo prende. Sì, sì, ma no. Vede Pippo. Ah, peccato. Bravo Angelo! Bravo! No, invece mi diceva Valentino Casale di Scodosia. Cioè? Gira la ruota, gira. Questo è difficile. Sì, Padova, parlando di città. Padova. Comunque bravi in geografia, le bravi in tutto. Padova, però più tra Verona e Ragazzi, se Vicenza. cercate su internet c'è Padova, ma più Ferrara. No, tra Verona e Vicenza. Ma sì, è qua. Ma tanto ci sta. National Geographic. Aspetta, li cerchiamo, ragazzi, un attimo. No, tra Verona e Vicenza dovrebbe essere. Bravo Alessio! Ah, dovresti ragione io, ragazzi, abbiamo battuto a tutti, eh? Sì, provincia di Padova, però se tu guardi la posizione è montagnana, quindi sono zone che mi fa vedere Padova, Melara, ok. Zone che io scompagliato sì. Più Ferrara. Infatti. Dai! Non lo tocco. No. Sì, ma la musica tutto il tempo. Ah, ecco, bravo. Ti ha sentito? Che cavolo! Ragazzi. Sì, esatto, che altro per i ragazzi. Anche loro. Oh mamma. Infatti. Il 4. Sì? Ma in mezzo. Ma E mi ricordano sempre le parole di Mattori quando erano in classe insieme alle medie. Poverino è bello, bravo, gioca bene a calcio ed è pure intelligente, va benissimo a scuola. Faccele a tutte. Esatto. Sti ragazzo il 4. ragazzo che tocca. The special guest. Alla Sono lì. Il 4. Dai. Dai, Oh. 2. Dai Gabri. Tieni la Gabri, bravo. Non questa. Bravo, Gols.
Gold. Avevo visto la No, l'ho macchina. visto arrivare quando stavo fuori. Si è fermato via Non di è là. arrivato, vabbè. Non ero fuori. Sì, è rimasto là. Non fa il guardalino. Poi gli ho dato un impermeabile ai cani. No, Ai sono arrivate al grande puffo rosso. Esatto. Pure lui. Ma mai come quella volta. Sono i giubbotti che tengono dal Sì, caldissimo no, che erano del mio. mai come quella volta cos'è che giocavamo contro il Grignano. Grignano, non so che si è messo La cerata blu. la cerata blu che aveva preso all'ultimo momento per andare a scorsiggiare. si vedeva- Era un funghetto. L'avevo chiamato Giovannino. Oh, sì che vale. Invece di rosso era blu. No, era bellissimo. Lo riconosco lui, sono sotto gli occhiali giustamente. perché Praticamente sono- la cerata gli arrivava fino ai piedi, si vedeva solo questa cosa blu che alzava la bandierina. Non è che questo gli va da piccolo. Quella che è stata comprata l'ultimo momento, perché poi dobbiamo andare in montagna, non trovavamo più lì per il capovolgio di Simone della Unione. Bravo Matteo. Sì? Spariva. Vai Poi è Filippo. sparito. Bello. Tanto Matteo non usa mai, tende a Ma dormire. neanche lui! Cioè, ma- Ma neanche lui! Si serviva proprio per la Che è montagna. comodo. Perché Infatti. lo metti nello zaino, arrotolato. Esatto. E quindi è andato dai cinesi velocemente nel pomeriggio e ha preso sto pezzo di cose. Bravo Ari. Porco la Cinzia, veloce, i gol. Dai, adesso faccio Cinzia deve fare gol. Adesso scendiamo in campo, ci scaldiamo. Vado con la sola imposizione della mente. Questo guardalino. Nonno, mamma, buonasera. Anche. Sei diventata pigra. Bravo Angelo. Stesso. Dai Alessio! Lekker genagd. Lekker genagd. Ma le riprende tutte anche quelle Boh, sai che non credo. No, non so. Non lo so come si sia organizzato con Emanuele. So che sabato doveva fare l'ultima di Vincenzo. E allora Matteo mi ha detto, no, avevi detto solo una degli under 15. Ha detto, cosa siete gelosi? Sì. Vediamo cosa fare. Bravi ragazzi. Parla col tuo mister. Vai Matteo. Ma la tosse. Martedì scorso. Sì, bellissimo, ma era a 4 gradi. Io lo sapevo a tempo. No, ma tanto erano brombi lo stesso perché pioveva, c'era vento. Ha detto che a un certo punto gli è arrivata l'ondata. Perché poi è tenute che si danno. Esatto. Per avere. Sì, ma Per poi avere la termica. quando hanno finito mi hanno fatto togliere le mute, li hanno fatte lavare fuori. Quindi erano mutande, bro, cioè, capito? Matteo è arrivato e mi ha detto, è stato il giorno più freddo della mia vita. Quindi mi aspettavo tipo 2 o 3 giorni, è arrivata la febbre, tosse e via. È tutto quello che Il cacco. Mi avevi detto il cacco? Signore. Nonna c'è. L'hai già avvertito? Domani piove, diluvio. Vabbè, tante d'ago. Sì, no, io no. A parte che domani sono a lavoro fino alle 5, 5 e mezza. Andrà via lui. Andrà via lui. A che lo giocano? Pure tardi. Sì. Ma sono tutte tardi. Tutte esattamente, tutte di giovedì. Bello. Dai, bravi, bravi.
Lunedì 6. Ma io verrò a fare un saltino se ho proprio voglia, perché finisco alle 6:30 io. Lunedì 6. Bravo Angelo. No, io dovrei recuperare alle 6 di Bravo Filippo. Bravo. Vai Aro. Ah no! Peccato, peccato. Era una bella Guarda che sta azione. arrivando l'altra squadra. Ah sì, è vero. Yolanda e 10 martiri. Non so. 10 Martini sono buono. Ah sì. No, è di... fanno i regionali. Ah, Siamo sicuri che stavolta è Ferrara. che cappero. Dai, dai. Ma so che poi l'altro torneo non lo facciamo più, vero Simone? Quello di Yolanda. Quello di Yolanda, e qual è che facciamo? Perché sono le tre. Quello di Ambrogio. Copparo. Io ho capito quello di Ambrogio era quello di Yolanda, no? No? Ce n'era un altro ancora. No, no. Quello di Ambrogio è Sì, proprio però a ragazzi, a quegli Copparo. orari lì, cioè, i ragazzi sono ancora a scuola. Più che altro è E la l'ultimo gente mese di lavora. scuola. E se c'è chi come mio figlio deve recuperare Bravo qualcosa. Filippo. No, ma al di là di non recuperare, cioè che basta una cagata l'ultimo mese. Infatti. E poi comunque noi dobbiamo lavorare il Pava! giorno dopo. Sono tutte le 22. Vai, Lorenzo. Bravo. Bravo Lorenzo. Guarda, guarda che c'è. Bello, dai. Bravo Pippo. Adesso le scuse di piovere? Sì. Che miracolo! È sigra. Quello là? Sì. Sì, guarda sì. Bravo Matteo. Tettoia. Gado. La palla. Chi è? Chi è? Chi è? Nonno Mago? Lo so che è il nonno Mago. Gli scherzi. Che si nasconde dietro a Matteo. Porca miseria. Siete in due. Bravo Lorenzo. Mamma mia. Oh, comunque abbiamo visto la partita di domenica e c'era uno stick anche sul video. Bravo Matteo! Dai! Porca miseria! E dai, e dai, e dai! Scusa. Ecco Roberto. Roberto Cordini. Ciao Matteo, ciao, ciao. A meno che invece questo cioè, non si capisce. Chiaro. Non c'è nessuno. Madonna santa. Siamo buoni di buttarla Tiro dentro. fiapo. Ragazzi, delle occasioni. È dura. È dura. Sono arrivata nel parcheggio che sentivo le voci del megafono. Non sarà mica che gli hanno dato il microfono in mano alla Doriaci. Mancava anche quello. No, no. C'è qua. Volevo parlare del parcheggio che c'è stato in
genio che ha messo la macchina dritta così veramente. Cioè si sono fatti i pacchetti perché è arrivato questo qua all'inizio si è messo così. Fenomeno, eh! C'è Poloni che fa... ma il parcheggiatore Io e te ci siamo trovati. Ma infatti. Fa numero? Sta a casa a studiare. Sì. Bravo Pippo! Bravo Pippo! Dai! Sì. È bello secondo me, si divertono forse tornare. Alle 8 dovrebbe iniziare. Alle 8, alle 8. Alle 8? Scritto alle 8, sì, sul fogliettino dopo. Buono, buono! Guarda che Provalo, c'è prova! Dai Angelo! Abusa il mio caldo. Sì. Bravo Angelo! Vai, vai. Guardalo anche a Tommy che sta Alla. Mamma mia. Che Le dico, manie di sei- protagonismo che Sei in uno hanno. spazio. No. Ma non mi interessa, Simona. Torno sempre. Aspetteremo che torno a settembre. Se trova meglio. Bravo Tommy. Bravo Tommaso! Dai Pava. Bravo. Tommaso! Bravo Tommy. Dai, dai, dai. Mamma mia. Giusto per le mie orecchie. Mirna, blocca il vento. Blocca il vento, Mirna. Bravo Tommaso! Culata. Visto che c'erano le giostrine. Sì, ho visto, è vero. Non lo so, però erano tutte chiuse. Quindi... Sono le giostrine per la Junior arriva. Dove usciamo noi? Dove usciamo? In che senso? Le macchine parcheggiate. Sposteranno? Se non capiscono, ciao. Multa. Cambieremo i carattrezzi. Ecco, vai Ale! Madonna santa. Tanti tiri! Tira in Tira porta in porta, Alessio. no a destra! Mannaggia. Che salamandre. Bello. Peccato. Vabbè. Si è troppato a 0. Guarda, tieni proprio per noi. Era. Adesso no. Non invidio quelli che dovevano stare qua dalle 8 in poi. Che bene che si sta. Vado. Vabbè, Ho detto ma sì. mi muovo un po'. Esatto.
Teo, basta. Vai Ezio! Bravo Anu! Raccolgo. Bravo. 5. Sì, è 5, è sempre colpa del 5. Sempre colpa del 5. Cioè, ma facciamolo uscire il 5. Facciamolo uscire. Dai Matteo, facciamo il concerto. Concerto. No. Zio Birillo. Danno questo qua. No, vedi, no. Indovina. Basta. Guardare. Indovina. Quando è giusto. No. Viaggio. Vai Tommy. Se no non gioca bene. Bella. È fuori. Vai La gol! vedo. Passala. Sì, bello, bello, bello. Mudante di gesso adesso. Come Angelo è passato in difesa. A coprire Vedi il Angelo. gol. Tu alcuni. Vedi che Dai. Angelo sbaglia. Indovina. Ecco. è andato in copertura. Infatti, con Sì, ma è per spostare viaggio. Cioè, il viaggio continua a Guarda, vedere gente. quando veramente viene fatto uscire. Sì, lui vede sempre Angelo. Stavolta non se ne accorto! Ma viaggio, vedi che Angelo è uscito! No, cosa stai dicendo? Sì, Qual è lì? Quanti sono arrivati? Cioè, ragazzi, A Riccardo di attivare con lì se volete scaricare delle cosa che dobbiamo attivare? Ma a me ancora non è arrivato sto cacchio di invito. Aspetta che guardo che abbia scritto la mail corretta. No, perché l'avevo ridata anche alla Silvia io. Sì, ma che ci mettiamo le mani su quell'app lì, siamo io, Eri. No, sì, ma l'ha fatto perché non so. Non venire su cari, no? No, dai gente, dai via da là. Sì. Dai, che dai, Eric! Ah sì, due squadre. Vediamo che viene scritto. Appunto scrivendo @campion.it. Sì, è giusto. E la mail è già. In teoria prova a vedere se vuole. Io di solito le guardo tutti i giorni. Perché se io Infomolino, marziato. vedi che c'è proprio il pallino grigio che di solito se ti è stato inviato, aspetta che ti invio la Via mail. sì, no, ma Bello, bravo! Dai! c'è un posto dove si scritto invia l'invito, perché devo capire dove. Possiedo i 3 pozioni. Si sono scontrati. Ah, la maremma. 3 pallini. Andiamo su
diretta. No, di su. Quello lì è. Sì, però. WhatsApp? Puoi farlo su WhatsApp? Vediamo se non prende niente adesso. Il telefono? Boh. Che tega, concussion. Io vado in la sezione A perché nei miei casi adesso la sezione A. Dice che attivo è impossibile. No, no, perché- adesso non so che ce l'avevo. Vedi? Non attivo. Attivo. Invia su WhatsApp. Vediamo. Abbiamo già inviato una mail. Poi dice abbiamo già inviato una mail. Prova a vedere se. Mangiamo questa cosa qua? Se vuoi, sì. Non lo so perché ho una fame. È questo. No, Adesso ok, è sì, arrivato, ok. ok. Boh. C'hai fame, amore? Vatti a prendere qualcosa. Adesso c'è un casino. No, ma tanti sono fermi lì perché sono arrivate da Accetta invito. Ok. Mhm. Ah, ma almeno. No, al ginocchio. Ginocchio. No, è là per terra. No, ce l'ha in mano, ha il ghiaccio. No, ha ragione Matteo. Guarda che quella a terra poi Ma vedi che c'era sulla faccia? Ha una roba sulla faccia. Ghiaccio, in faccia, ginocchio, un po' tutto. Dappertutto. Un po', ma mi sono spaccata il femore che un po' me lo mettevo sull'occhio, un po' qua, un po'. Scusa, fai un rewind che dobbiamo vedere la Ah, eccolo qua. così riesci a vedere se tu vai lì. Ok. Ovviamente io le ho messe solo 2023 perché 2024 Sì, non beh, ancora certo, mettere, chiaro. però ti puoi scaricare Bene. Ok. Grazie, bene. Posto. Ok. Bene, siamo a posto dopo così controllo anche. Bene. così vedi se a parte che oggi ho dato un po' al bene l'incarico di fare recupero crediti e mandare messaggi, Beh, insomma, giustamente. però quelli dei trasporti non ho ancora, cioè, non so se abbiamo iniziato a pagare anche quelli. Ok. E non fatto, grazie. A posto. Matteo. Basta. Allora faccio uscire Angelo. Rina. Basta, sta calmo. Non iniziare a agitare. Quando ti agiti bisogna stare calmo. Nel frattempo siamo al 30°. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Cioè del primo tempo, scusate. Angelo, nostro.
Dai qualche testone bello. Dai qualche bel testone. Dai, che adesso devo fare. Perché? Sì! Io testone ci voglio. Ha segnato Alessio. Alessio. Quindi cosa paga dopo? Paga le pedine. Cosa paga? Grande mago, bravissimo. Nonno mago. Nonno mago paga da Posso spegnerne uno che tanto la Dorina non lo usa? Cioè.
ripresa la partita. Secondo tempo. Scusate per la diretta poco presente, ma il campionato è finito e ci siamo rilassati tutti. Ciao campione. Se ti dicendo che sono stati adesso. Tommaso è passato centrale. E quindi suppongo che Pava sia passato davanti. No, passato terzino. Ecco fa. Questo vento. Ma io non ci sono purtroppo. Ma dai! Sono rubati i posti! Claudio! Fatica. Ha giocato. Ha giocato. Ma guarda qua. Hai capito qua ragazzo? Dammi, ti aiuto che sono tutti brodacci. E che sono diventato fredda subito. Calma. Penso che freddo. Ho sentito dalla 15. Ero lì al banco, lo stavo guardando con Filippo, non mi piace. Lina, mangia. Mi metti lì per terra intanto. Prevedo guai. Dai, ma mangialo da questo Dio, no, mamma. Le patatine che ha, alle patatine, la Dorina. Ottimo, E piatto. tutti mangiano le patate. Dorina, fantastica. Grande Doris. Dorina è fantastica. Fantastica perché le patatine. Piano. Adesso ma che faccio. Ma qui è professionista solo campione. Con la piada. No, adesso arriva anche Andrea Piccolino. La piada. Vai ragazzi. Dai, che bello! A un olive. A un olive, infatti.
Bravo, bello. No? Invocchiamo. Enrico. Io ho visto che poi sono andato. Botta a ginocchio, botta a ginocchio. Sto male. A ginocchio. Ma una botta però, non ti grave. No. Non vedo niente qua. Banana. Alle sera. Fava è di là. Ottimissimo. Eccolo. Ehi, dottorina! Ma più avanti era tra i convocati, ma non c'è, messo bene? Chi? Fiora. No, sai che non lo so. No, Non mi ricordo. No, non c'è. Però era convocato? Non me lo ricordo. Dovrei guardare, guarda tu Biagio. Stavo per dire, controlliamo le partite negli altri campi, ma non era. Direttore cambio. Esce Giatti, entra Savio. sì, c'è. Veramente Luca. Però non c'è. Convocato. O forse è l'ultimo. No, l'ultimo C'è adesso è panchina. Simo. No, non sei in panchina. Vabbè, ho capito, ma la partita che sei a mezzo, porca miseria. Quindi adesso non basta. Oddio, perché si muove la festa. Grazie al cielo, Dio che no. Grazie al cielo, dai. Dai ragazzi, bisogna fare un altro. L'hanno battuto. Bravo di poco. Frank. Bravo. Dai Aaron. Spero che hanno fatto come l'anno scorso, dov'è che Spero così. che avevano messo tutta la sacca con i tuoi perché vanno a È roba mia. Dammi un pezzetto, mi hai detto che mi dammi un pezzetto. Ragazzi. Quando fanno le docce. Quando fanno le docce. sono stati intelligenti, non li hanno lasciati. Porca miseria. Bravo Angelo. Mi lo sei grande, sei migliore. E via Eric. Madonna, maledetta maniche corte. Chi è? Ragazzino lì. È troppo è. Ginocchio. Sì, ma dicono qui il fatto che avete fatto che gli hanno messo qualcosa in faccia. Non si è fatto Arriva niente. Eric.
Braghette curte, mamma signore. Non mangiamo adesso, non mangiamo qua. Che sei? Che sta prendendo te. No, te. Io sì. Teo. Te stai Hai attento. giocato? No. Quindi non mangiare. Beh, ma allora non dovremmo mangiare neanche noi. Noi sì. Perché? Perché facciamo il tifo? Sì. Non ce l'ho. No. Senti, mangi. Io e Matteo abbiamo bisogno di metterci in forma. Hai ragione. Vai, vai dal tuo zoppetto. Che è successo, Eric? Botta. Botta, Eric. Farò di sì. Sì, dai. Il gonfio? E qui da Eric anche. Sulla faccia. Poverino Eric. Eccolo. Ecco che hanno segnato. 1-1. Dai. Sempre su angolo. È il nostro tallone d'Achille. No, ma c'è una formazione in campo eccezionale. Sì, sì, no, Yolanda Paola ha ripostato una storia di uno che gli ha bloccato le storie. Eric. Matte. Dai, Basta. Devi mangiare tutte te? no, Anche ti guarda Michele. ma non mi guarda. Michele dai. ti guarda sempre, il grande occhio. No, perché telecamere. Dai ragazzi. Bello, dai Matteo. No! Stiamo pareggiando. Cosa hanno pareggiato? Sì, Matteo. Abbiamo fatto gol. Su calcio d'angolo, chiaramente. No! Mamma signore, oh. Angolo. Adesso vado vicino ai nonni a fare un po' di... Sì. No, no, ciao. Che viene più qua? Tira! Madonna. Pensavo che avessi chiamato. Offriamolo due patatine. No, si pareggiano con dei colori. Sono squadre 4 la squadra sono Non è Yolanda e 10 martiri anche. No. 6 squadre di tutto. No, giusto, hai ragione. Parlavo di tutto, non gonfio. No, sono gonfio secondo me. No, non si può. Vai Edo!
Vabbè, non. Che bel giallo. Bello canarino. Fanno Cici Cocò, Cipe Chop. Era un altro compleanno. Mamma mia che prendiamo un altro gol. Dai, sali. Dai Gabri! Dai! Angolo! Noi a famo. Mamma mia, tira subito! Niente, non ce la possiamo fare. Mano, ammonizione. Sembrava mano volontaria questa però. No? Dai Matteo. Dai, Giusa. Dai ragazzi! Dai Giulia! Oh papà. Non l'ha preciso, fammi vedere un attimo. Ma non l'ha scherzato. Sì che l'ha rotto, ma sarà ormai... Adesso. Ma che dici? Eh sì, dai! Da sempre! Sempre? Sono quelli che abbiamo a scuola. Bisogna prenderli. Ma vogliamo tirare in porta? Oh, il corpo di ciao. Ma le reti sono nuove però, vero? Sì. Chissà che sì, è Chris. Entra Wizzo. Fate un po' sul ginocchio, un po' sullo zigomo. Ma io prima voglio quelli in ginocchio. Priorità. Guarda cosa stai combinando, Biagio. Dai! Bravo Angelo! Dai Alessio! Daglielo di là. Dai! Ci vorrebbe un gol alla Salah di ieri sera. Sané, scusami. No, neanche questo, no, vabbè. Non va dentro, Non ce la possiamo fare. Ma che ha segnato... Adesso me lo riguardo. No, c'è stato un gol Che incredibile. minuto è? Non mi ricordo. Che minuto è papà? Angolo! Agli angolo! Non ci credo! È entrato! Di testa, Grande Tommy.
A lui? Veramente? Bravi, dai! 2-1. Basta! Dai! Dai Chris. Sì, guarda, è assurdo. Bravo! Bravo, dai! Non sono anche lui. Vai Angelo! Vai Gold! E adesso? Mamma mia! Che non ci facciamo uccellare. Io dai! Perché non ti ascolto? Un altro! Avvicinati dall'altra parte. No, si sente, non è così potente. Entra Sbiro. Vabbè. Entra Simo, dai. Bravo Alessio! Ha fatto ancora la pettorina per vedere il numero, per farlo smettere su a Michele. Bravo, dai! Ce la facciamo a farne un altro? Sì, dai, ma non ti fidai, dai. Ma che vola via la patatina qua? La prendo io la roba. Sono messi lì perché qua c'è il microfono e devono parlare delle loro cose. Esatto, di stato. E Chris? Bravo! Bravo Angelo! Bravo Angelo! Dai Alessio! Uomo, che ce l'hai lì? Mamma mia! Dai Pava! È Lorenzo. È un ospite, uno special guest. Bravo Matteo! Bravo Matteo! Entra il maghetto. No. È uscito Tommy, è entrato il maghetto. Dai Savio. Bello! No! Sì! Già fischiato! Fuori gioco? No, gol! No! Fuori gioco, Biagio! Porca loca!
Bravo Lorenz. Siamo al 61esimo. 9 minuti. Vieni di qua che c'è Matteo lì. Bravo Matteo. Bello! Sì! Ma cosa sta qui? Ma vantaggio di chi che non c'è nessuno. Cambio, entra Sbiro. Esce Gabri o esce Lorenzo? No, 3. Esce Gabri ed entra Sbiru. Entra. Esce 3, entra 1. Dai Simo! Maglietta dentro. Rimborsetto. Anche Angelo vedo. Noto che anche Angelo ha la magliettina dentro. Sta dilagando la moda. La moda c'è. Sta arrivando. Oh signore, detto. Ya famo? Dai. Ah, mamma mia che non ci è arrivato. Mamma mia. Che rischio, si piacciono i brividi. E anche Matteo. Infatti quando l'ho visto tra i convocati Ci esce anche, adesso esce anche. Poverino! Poverino, dov'è? Basta. Mangia, sta buono. Mangia. Hai finito? Dopo buttiamo dentro anche tutte queste robe qua. A parte lì cosa non vedo niente. Viaggio è uscito, Angelo è uscito, È uscito. La colpa mia, Guarda che è uscito davvero Andy. Sì, è stato Cristo. L'altro centrale Paola. Hanno fatto un cambio in formazione al volo. Bravo Matteo! Niente Biagio. È rimasto di qua. Peccato.
un pochino. Porca. Magno. Siamo al 66esimo, quindi mancano 4 minuti. Bello, bravo. Vai Matteo! Peccato. Ah! Dai. Bello! Che sfortuna, oh. Bravo Riccardo! Vai Alessio! Bravo Mago! E ora? Hai di pronto a giocare, Biagio? Vai. Vai Simo! Madonna, bravo Simo! Grande Simo! Bello! Fatto bene. Così devono provare. Sono lì che la tarandella. Sì. Papparà. Dorina. È entrato Luca. È entrato Poli ed è uscito Alessio. Sì, bello! Mamma mia! Peccato! È questo, Omar? Non è vostro, vero? Sono andato via di fretta prima, mi ero dimenticato. Ah, è il menù fisso. Nel senso che puoi scegliere tra i primi e i secondi. E Andrea e Simone hanno preso il direttore Col manico. Buona poi. Ecco le puttine. Io Riccardo e se Jacopo ho preso il risotto con le gambe. Bravo Simone! Vai su Simo! Dai! Ti chiede la vendetta! Invece sia noi che oggi sto dicendo. E poi vabbè c'era anche il dolce che ho preso per prezzo, poi ho preso Riccardo, Jacopo e Andrea. C'era la crostata. Dai il sedimento. Bravo Chris! Ancora!
Come si balla? Alle piramidi. Dove vuoi andare? Io vive facci ballare. Vuoi andare da Eric? A cena, ma sei mangiato una piadina? Ma quello era l'aperitivo, mamma la piadina. Dai, ci facci vedere. Facci vedere. Facci vedere il gol. Siamo tre. Madonna, in bocca loro. Sfortunato. Dai Matteo! Vogliamo il 3. Facci cantare, facci. Chiamo Michele. Il braghetto è corto e ti porterei a casa. Eh? Ma vuoi vedere l'altra partita? Andiamo a mangiarci qualcosa? Torino, dai! Dai, Bravo! bravo Simo. Dai ragazzi! Bravo Simo! Dai Matteo! Non ha capito che sei Era già lì. era lì già pronto per la... Mamma mia che gliel'ha passata! Che rischio! Bravo Riccardo! Bravo Matteo! Bravi ragazzi! Biagio, Le patatine! mettici dentro, guarda, già questi qua così. Biagio! Ma non sono finite! Mamma mia! Biagio, finisce, Biagio. Già pronti a entrare in campo? Sì, perché devo iniziare. Ma sì, questa. Ci siamo perché sono le 75, cioè manca un minuto. Sì, è già finita, vabbè. Tempo! Tempo di andare via. Dovina. Biagio, contieniti. Bello! Mamma mia! Quanto stanno 2-1? Sì, 2-1. Prendila con le mani. Il direttore è finita, eh? 5 minuti. Vai Edo! Ma chi? Lui non ha mica paura, va come un cazzo, eh? Dai, bravo, sì. Basta. Tire, tempo. Mangiate tutti quanti. Bravo Matteo! Basta, le buttiamo via, piazza. Bravo! Sì!
vittoria per questa partita dell'Union River 2-1 e ci vediamo alla prossima lunedì 6 maggio. Ragazzi, ciao.